ritrovati, nuovo appuntamento con Segnalibro, oggi una puntata davvero ricchissima. Partiamo come di consueto con il nostro sguardo attorno al mondo per scoprire tante curiosità. Noi pensiamo spesso che le biblioteche siano custodi di memoria, quindi custodi del passato, invece sempre più spesso le biblioteche guardano avanti, guardano al futuro. Insieme vediamo questa esperienza cinese. In Calabria parliamo spesso quest'anno di una ricorrenza importante, i 500 anni della canonizzazione di San Francesco da Paola, patrono della regione, patrono della gente di mare. Tante le pubblicazioni per questo anniversario. Oggi vi segnaliamo quella di Don Emilio Salatino, edito da Publisfera, che ci racconta attraverso una raccolta di documenti della costruzione del terzo eremo, quello di Spezzano della Sila. L'eremo di Spezzano della Sila è appunto la terza casa costruita da San Francesco. Nasce quindi con Francesco, si sviluppa nel tempo perché la caratteristica è stata questa: l'eremo di Spezzano non è stato legato semplicemente a Spezzano, ma un po' a tutti i casali di Cosenza e anche oltre. Nel libro è testimoniato come addirittura il duca di Caccuri si reca a Spezzano, dove era stato impiantato dai padri Minimi un monte di pietà, per chiedere un aiuto economico. Quindi questo fa capire la vastità dell'apostolato fatto dai padri di Spezzano. In questo libro sono riportate, oltre alle vicende del convento, anche alcune vicende silane, perché in effetti in Sila ci sono stati diversi terreni che sono stati proprietà, fino alla soppressione di Gioacchino Murat, di proprietà del convento di Spezzano. E questi servivano innanzitutto per rendere bella, ricca e accogliente la Chiesa così come oggi la riconosciamo, e nello stesso tempo per sostenere il Monte di Pietà. Nel libro è evidenziato proprio questa attività particolare del Monte di Pietà, che ha aiutato tantissimi, come appunto dicevo prima anche il duca di Caccuri, ma tanti poveri contadini hanno trovato ristoro. Poi nel libro sono anche sottolineate le vicende dopo la soppressione, quindi l'abbandono, la ripresa del convento da parte della parrocchia di San Pietro Apostolo, nello specifico del parroco Don Tarquinio Arcuri, che
insieme alle suore canossiane prima e poi alle suore del Verbo incarnato dopo, realizzò l'opera San Francesco, quindi accoglienza delle bambine orfane, rimaste orfane in seguito alla Prima Guerra Mondiale, e poi con le varie vicissitudini. Nel 1949 è documentata un tentativo di rientro dei padri minimi in una parte del convento di Spezzano, purtroppo questo naufragò, e poi tutte le vicende fino al 92, quando poi l'istituto San Francesco, purtroppo a causa della diminuzione delle vocazioni, chiuse, perché le suore andarono via, il tentativo di ripresa con le suore passioniste e poi un po' le vicende dei nostri giorni, fino ad arrivare alla dichiarazione, all'elevazione a santuario della Chiesa da parte di Monsignor Nolè il 1° maggio dello scorso anno. La sua carità lo portò a rispondere sempre ad ogni quotidiano bisogno dell'uomo, ma nella particolarità del contesto silano reagì con maggiore impegno e trasporto, tanto che, insieme ai suoi eremiti, distribuì tra i poveri tutte le elemosine raccolte per il fabbisogno della nascente comunità religiosa. Con molta probabilità si può collegare a questa situazione esistenziale la testimonianza che il Teste 106, il nobile Nicola Montono, rese al processo calabro. Egli, mentre si trovava a Spezzano con altre 3 persone che facevano parte della sua comitiva, di circa 15 anni e molto affamati, uno di costoro, aggredendo il beato uomo mentre passava, disse: «Padre, siamo oppressi da grande fame, dacci dunque del pane, così possiamo rifocillare la nostra magra e fiacca debolezza». Allora lui, facendo cenno di sì, mise davanti a loro con la sua mano un pezzetto di pane, quel tanto che se ne potesse cibare solo uno di loro 3. Aggiunse poi un po' di vino, che per uno di loro non era sufficiente, e pochi fichi. Tuttavia ciò che era stato offerto soddisfece in sovrabbondanza al loro familicissimo appetito, tanto che ad accrescere il fatto miracoloso avanzò metà del vino e 1/3 di pane e fichi, per cui tutti rimasero meravigliati della così evidente crescita di ciò che era stato offerto. E restiamo in Calabria, una terra che dimentica spesso i suoi figli migliori. È il caso di Alfonso Rendano, musicista internazionale molto amato e conosciuto all'estero, sconosciuto nella sua terra natale. Lui è nato infatti a Carolei, piccolo centro del Cosentino, che vuole invece ricordarlo, vuole valorizzarne la sua musica. Un'associazione, l'associazione che porta il suo nome, Alfonso Rendano, di cui è presidente Maria Passaniti, ha promosso una giornata che ha avuto proprio l'obiettivo di ricordare il musicista e anche la sua musica in 3 giornate, le giornate rendaniane. Le giornate rendaniane si sono svolte appunto nella splendida cornice della Filanda dei Quintieri, ottocentesco palazzo che si trova nel cuore del centro storico di Carolei. Questo evento culturale, che è stato organizzato dall'Associazione Culturale Alfonso Rendano di Carolei, aveva avuto l'obiettivo di far conoscere ad un pubblico sempre più ampio la figura e l'opera musicale di Alfonso Rendano. Alfonso Rendano è un musicista molto importante nel panorama musicale dell'Europa di fine Ottocento. Era nato a Carolei appunto il 5 aprile 1853. Da Carolei poi ha mosso i primi passi verso il Conservatorio San Pietro a Maiella a Napoli, e da lì è stato proiettato nel panorama musicale dell'Europa di fine Ottocento, conoscendo i più grandi compositori del tempo che lo hanno apprezzato e ammirato, da Rossini a Liszt, che ha avuto una grande stima per Rendano e ha suonato anche la sua musica come secondo pianoforte. In queste giornate noi abbiamo avuto la possibilità di raccontare di parlare di questa figura importantissima che fa parte del nostro patrimonio storico, artistico, culturale. Lo abbiamo fatto sia ascoltando la sua musica, eseguita da concertisti provenienti anche da oltre Alpe, da oltreoceano, oltre a pianisti importanti, i nostri concittadini. E poi abbiamo ascoltato anche i ragazzi che si
accingono a suonare la musica di Alfonso Rendano, che non è molto semplice, però lo stanno facendo con uno spirito conoscitivo molto importante, e quindi a partire dagli alunni di scuola secondaria per finire ad allievi del conservatorio che hanno eseguito amabilmente questa musica, queste importanti composizioni del nostro pianista. E poi c'è stata anche una parte convegnistica che ha avuto nomi illustri provenienti dal conservatorio, provenienti dalla nostra università, che hanno voluto parlare, raccontare, spiegare questa importante figura di pianista, di compositore, che per lungo tempo è stata sottostimata sul nostro territorio. Il beato angelico della musica. Così venne definito Alfonso Rendano dai suoi estimatori per l'originalità e la raffinatezza della sua arte pianistica. Talento dai molteplici aspetti, fu compositore florido, interprete superbo, inventore acuto. A lui si deve, infatti, l'aggiunta del terzo pedale, denominato indipendente, che permette di prolungare la sonorità di una nota o di un accordo. Nato a Carolei, piccolo borgo alle porte di Cosenza, nella casa di Rione Cicala, da papà Antonio e da mamma Giuseppina Bruno, il 5 aprile 1853, mise subito in evidenza la sua versatilità per la musica. Una passione, un sogno, che si concretizzava sui tasti dell'organo a canne, tuttora esistente nella chiesa dell'Immacolata, poco distante dalla sua casa. Un enfant prodige che suonava come un angelo. In Segnalibro ci occupiamo spesso di biblioteche originali, librerie nate dalla volontà di librai che sono custodi di tradizioni e di luoghi che svolgono un ruolo di welfare importante. Spesso tutti hanno un problema, che è quello di reperire i fondi. Allora a Roma c'è una vera e propria scuola che è destinata a far sì che le biblioteche, gli enti culturali riescano a reperire le risorse attraverso il fundraising. Vediamo. Salve, sono Massimo Guencagli, direttore scientifico della Scuola di Fundraising di Roma, e vi do il benvenuto sul sito del progetto BiblioRising, che è un progetto voluto dalla Scuola di Fundraising di Roma insieme all'ANCI e al Centro per il Libro e la Lettura del Ministero dei Beni Culturali per promuovere e diffondere il fundraising a favore delle biblioteche di civica lettura. Ogni giorno sempre di più comuni, biblioteche stanno proponendo progetti chiedendo di finanziarli attraverso l'uso dell'Art Bonus. L'Art Bonus è quello strumento che permette di offrire delle agevolazioni fiscali importanti a coloro che vogliono donare a favore delle istituzioni culturali. Tuttavia non è sufficiente proporre dei progetti e in qualche modo lo stesso provvedimento in quanto tale per ottenere successo nelle attività di raccolta fondi. C'è bisogno che dietro a tutto ciò vi sia una strategia di fundraising, che vuol dire poi in buona sostanza gestire in maniera diversa e più coinvolgente la comunità che è attorno alla biblioteca, vuol dire studiare bene quali progetti possono essere proposti per il finanziamento, vuol dire comunicare in maniera diversa alla biblioteca e vuol dire soprattutto dare grande importanza al valore sociale che le biblioteche hanno e che io ritengo personalmente essere uno dei presidi di welfare più importanti per il nostro Paese.
Ecco, il sito intende proprio offrire delle informazioni, delle conoscenze, anche degli strumenti operativi per poter fare fundraising con questo approccio professionale, sia utilizzando lo strumento dell'Art Bonus, ma sia utilizzando i tanti altri strumenti che sono a disposizione di organizzazioni e istituzioni che vogliono fare raccolta fondi. Cosa potete trovare in questo sito? Potete trovare innanzitutto un'informazione sul progetto che attualmente stiamo svolgendo in 6 sistemi bibliotecari in Italia, ma che è un progetto che appunto prevede di mettere a disposizione di tutto l'ambiente delle biblioteche una serie di informazioni e di conoscenze. In secondo luogo trovate delle informazioni di dettaglio sia sull'Art Bonus, sul suo funzionamento nel contesto delle biblioteche, sia sul fundraising in quanto tale. In terzo luogo trovate degli strumenti operativi, dei kit che vi possono assistere nella ideazione, nella progettazione e nella realizzazione di attività di raccolta fondi verso individui, verso aziende, verso fondazioni, affinché appunto siano attività studiate e messe a punto attraverso un approccio professionale. In quarto luogo trovate una sezione che è dedicata a raccogliere e quindi a condividere casi di raccolta fondi nelle biblioteche, sia casi di successo, ma anche quei casi che non hanno raggiunto un particolare successo, proprio per cercare di capire a quali condizioni un'azione di raccolta fondi per una biblioteca possa avere un buon risultato o meno. A questo è legato anche un gruppo di discussione, che è un gruppo di discussione di Facebook collegato a questo sito, all'interno del quale gli operatori delle biblioteche possono condividere informazioni, conoscenze e, perché no, in qualche modo scambiarsi consigli e darsi una mano affinché si possa affrontare meglio le criticità che comunque accompagnano un'attività del genere. Vi sarà chiesto di fornirci alcuni dati per accedere ai contenuti di alcune sezioni di questo sito. I dati richiesti verranno utilizzati esclusivamente per tenervi informato sulle novità del progetto e su ogni altra notizia e informazione che possa essere utile per la raccolta fondi delle biblioteche. Vi chiediamo, se lo ritenete utile, di diffondere, di aiutarci a diffondere l'esistenza di questo sito e di questo progetto nell'ambiente delle biblioteche, ma anche verso quegli appassionati frequentatori delle biblioteche, a volte volontari, insomma a tutte le persone a cui stanno a cuore le biblioteche. Bene, è tutto. Vi auguro buona navigazione. Grazie. Come ogni settimana i libri più venduti, quindi la nostra classifica che è molto attesa. 10° posto questa settimana per Concita De Gregorio con Nella notte, edito nella collana I narratori di Feltrinelli, un romanzo sul potere teso, elettrico, in cui Concita De Gregorio traccia con lucidità il quadro di un fallimento politico che collide con il criminoso, svelandone le dinamiche e le conseguenze, senza fare sconti. Resta al 9° posto I tempi nuovi di Alessandro Robecchi, edito da Sellerio, un bravo ragazzo, i lavoretti per raggranellare i soldi per un viaggio di piacere, e viene trovato morto dentro la sua utilitaria, le mani legate al volante. Del caso si occupano i sovrintendenti Ghezzi e Carella ed è un'indagine dove gli indizi, anziché mancare, sembrano troppi. New entry all'8° posto per Maurizio Di Giovanni con Il pianto dell'alba, ultima ombra per il commissario Ricciardi, edito da Einaudi. Con un colpo di scena struggente, il commissario Ricciardi chiude il suo ciclo. 7° posto questa settimana per Haruki Murakami con L'assassinio del commendatore, libro secondo, edito da Einaudi. Una dimora sperduta ma non del tutto isolata, un grande artista e tanta suspense in un libro dall'intreccio fitto. Altra new entry al 6° posto, Il sigillo del cielo di Glenn Cooper, edizioni Nord. Uno degli scrittori più amati dai lettori italiani, narra l'avvincente storia di una pietra che nasconde il segreto per raggiungere il paradiso o evocare l'inferno. 5ª posizione per La notte del Getsemani di Massimo Recalcati, edito da Einaudi. Il bacio di Giuda, le lacrime di Pietro, la fuga dei discepoli, sudore e sangue, l'abbandono del padre, l'assoluta solitudine, la preghiera. La notte del Getsemani è la notte dell'uomo.
la notte del Getsemani è la notte dove la vita umana si mostra nella sua più radicale inermità. Entra in classifica e conquista subito la quarta posizione Ogni piccola cosa interrotta di Silvia Celani, Garzanti editore. Una storia che ci dimostra come siano le nostre imperfezioni a renderci più forti, sono le nostre fragilità a renderci quello che siamo, sono loro a rendere la nostra vita davvero perfetta, sono loro a tracciare la strada delle nostre cose interrotte. Resta salda al terzo posto Stefania Auci con I Leoni di Sicilia, la saga dei Florio. Dal momento in cui sbarcano a Palermo da Bagnara Calabra nel 1799, i Florio guardano avanti, irrequieti e ambiziosi, decisi ad arrivare più in alto di tutti, ad essere i più ricchi, i più potenti, e ci riescono. In breve tempo i fratelli Paolo e Ignazio rendono la loro bottega di spezie la migliore della città, un romanzo che coniuga storia e letteratura. Secondo posto questa settimana per Ilaria Tuti con Ninfa dormiente, edito da Longanesi. Protagonista è Teresa Battaglia, un commissario di polizia specializzato in profiling, un carattere fiero e indomito, a tratti brusco, sempre compassionevole. Torna all'ambientazione piena di suggestioni, di una natura fatta di boschi e cime montuose, di valli isolate e di bellezze insospettabili. A guidare la classifica l'ultimo lavoro del maestro Andrea Camilleri, Il cuoco dell'Alcion, pubblicato da Sellerio nella collana La Memoria. Al commissariato di Vigata sta succedendo qualcosa. Montalbano allontanato e costretto alle ferie, la sua squadra smantellata. In breve, qualcuno sta tentando di farlo fuori. E chiudiamo come di consueto con la nostra fiaba, l'audiofiaba, l'idea, lo ribadisco, di Luca Chito. Questa volta abbiamo deciso di riproporre l'esperimento che abbiamo fatto qualche settimana fa e che è stato tra l'altro molto apprezzato, quello cioè di raccontarvi una fiaba ma in inglese. La fiaba che vi racconteremo è La lampada di Aladino. A long time ago, a magician wanted a very special magic lamp. But the lamp was in a cave in China. The magician couldn't go into the cave to get the lamp. Only a boy could get the magic lamp from the cave. The magician went to China. There, in a market, he saw a poor boy. The boy had a basket of bread. "What's your name, boy?" asked the magician. "Aladdin, sir," said the boy. "Please, buy my bread." "Yes, you can sell me your bread," said the magician. "And then I can take you to the mountains to see a magic garden in a secret cave." "Here's the bread," said Aladdin. "Now take me to the mountains. I want to see the secret cave and the magic garden." The magician and Aladdin went to the mountains. They ate Aladdin's bread on the journey. "Here's the cave," said the magician. "You, Aladdin, must go into the cave and get the magic lamp." "But I can't go into the cave," said Aladdin. "The stone door is closed." "You must pull the brass ring to open the door. Then you can go in," said the magician. Aladdin pulled the ring. The stone door opened,
and he saw some steps in the dark cave. "Go down the steps to the magic garden," said the magician. "There's a beautiful fruit tree in the garden. Under the tree, there's a brass lamp. You must bring the lamp to me. Hurry, Aladdin! Go and bring me the lamp." Aladdin went down the steps. It was very dark. But suddenly he saw a light. It was the magic garden. Aladdin went into the magic garden. There were beautiful flowers and wonderful trees. But one tree was more beautiful than the others. It was the fruit tree. All the fruit were different colours and different shapes. Aladdin ate some of the fruit. It was delicious. Then Aladdin saw the lamp under the tree. He took it and started to go back to the magician. "I've got the lamp!" he shouted. "Hurry, hurry! Bring me the lamp! I must go home!" said the magician. Aladdin went up the steps with the lamp. But the door closed. The magician was very angry because he didn't have the magic lamp. He went back home to a country far away. Aladdin was alone in the dark cave. "Help! Help!" he said. "I can't open the door!" But the magician wasn't there. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi diamo appuntamento come sempre alla prossima settimana.